Sebastiano, Pro Cycling Manager, siamo al 4 di agosto, siamo alla Vuelta de Burgos. Intanto andiamo a vedere se anche il tour è finito. Il Tour de France. Ha vinto ancora Chris Froome, cazzo. Froome ragazzi ha vinto 2013, 2015 e 2016. Fantastico Froome, veramente. Vabbè. Ok, Vuelta de Burgos, 5 tappe, siamo stanchi però, infatti questa è la prima, la simulo che è in linea, quindi diciamo adesso, visto che ormai insomma siamo arrivati a un buon livello, posso anche simulare quelle insomma in linea, perché abbiamo capito che in linea chiaramente non c'è nessuna speranza. Simulazione rapida, anche perché voglio arrivare presto ai grandi tour, cioè, ho bisogno dei grandi tour. Ok, perfetto, 10 secondi, buono, tutto regolare. Ok. Adesso la tappa 2, vediamo com'è. Tap 2 è già una collinare molto, mamma mia, scorbutica, una tappa scorbutica, un bel casino. 15 km praticamente, siamo nel peloton, ce n'è solo uno davanti con 33 secondi e noi siamo, guardate che roba, una tappa massacrante, cioè veramente da incubo, proprio da incubo, proprio come si suol dire. Sono anche molto stanco a mio parere, cioè dopo la grande impresa nel Tour d'Austria, insomma, ho dato tanto sinceramente, ho dato tanto. Però insomma siamo ancora in gruppo, quindi io ci provo, ecco, ci posso provare quantomeno. Adesso abbiamo una salita, abbiamo un tratto in pianura, poi una salitina, discesa e un'altra salitina finale. Ok, adesso vediamo come che può fare. Sinceramente scatto proprio all'ultimo, adesso vediamo, valutiamo un attimo, però sinceramente è un po', cioè non posso permettermi a scendere, cioè, guardate che roba che ho, la barra verde che non esiste, quella gialla quasi andata e la rossa un po' di più, cioè praticamente il cume non c'è. Qualcuno prova a scattare, però secondo me non ce la fanno, secondo me non ce la fanno. Che c'è anche la discesa. Dai cume, ti induro, ti induro, ti induro. In realtà se ne stanno un po' andando, eh. Vediamo. Io chiaramente non posso scattare, guardate che roba ragazzi, sembra una pippa obesa. Come prova ad avanzare adesso. Il cume ci prova adesso. Il cume ci prova adesso, ma è impossibile. Niente da fare. Niente da fare. Non potevo fare altrimenti, ragazzi. Neanche nei primi 10 non arriva, porca trota. Ah, salitona. 13 km all'arrivo. Pendenze già mostruose, mamma mia, ragazzi. Pendenze già grosse, eh. E siamo nel gruppo 1, nel gruppo che conta. E la maglia gialla sembra anche in difficoltà. Adesso possiamo stare tranquilli e valutare al meglio il tutto. Qualcuno Formula prova ad andarsene, ragazzi. E quelli, i due favoriti se ne vanno. I due favoriti ci provano, vediamo. Se ne stanno andando. Vai Kuma, cerca di andartene anche tu. Vai Kumendone. Vai Kumendone, tirala. Anche il Kume la tira, anche il Kume la tira. Bravo Kume che se ne va anche lui. Però i primi due sembrano lontani, 53 secondi. Niente. Porca puttana, me li sono persi i primi due da pirlone proprio. Cioè sono in due loro. Loro sono in due, io sono da solo. Ma stai zitta. Niente da fare, vediamo se riesco a recuperare un po'. Niente, loro se ne stanno tranquillamente andando purtroppo. Però anch'io sono, guarda se sono, io sono terzo da solo però, per adesso.
Dai, proviamo. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa. Proviamoci almeno, niente da fare. Guarda come se ne sono andati. Io me ne sono strandato dal gruppo 3, infatti ho 52 secondi, ma loro sono a 1,9. Sono più forti, non c'è niente da fare. Sono più forti. 1,29, mamma mia che fu. Però posso arrivare terzo, dai. Usa un po' di gel, Kuma. Ah, io sto prendendo tanto però adesso, eh. Sto perdendo tanto, cazzo. Sono fermo. Sono fermo purtroppo. Porca puttana, avevo un bel vantaggio, ho perso tutto. Peccatus. Peccatus, potevo essere terzo tranquillo, invece l'ho pagata. È tornata sotto anche la maglia gialla. I primi due se ne sono andati in una maniera devastante. Eh, Peccato, sesto posto, dai, non male, però che sborro, mi è venuto via merda, Formolo e chiuso la setup per la prossima cronometro, perché ormai c'era poco da fare purtroppo. Siamo al nono posto, siamo, dai. Giovani, che sto Davide Formolo è veramente una bestia, Davidone è un gran giovane, ci ha asfaltato tutti, ci ha asfaltato proprio. Adesso veniamo a chiudere questo tour, simulando anche l'ultimo perché tanto, insomma, le speranze ormai sono andate, ma vedo che anche il Cume è distrutto, guardate che roba, diciamo che il Tour d'Austria che ho vinto alla grande mi ha massacrato, però giustamente 8 tappe, un 2 di livello, anche di categoria superiore, cioè la mia stagione l'ho fatta alla fine, sono più che soddisfatto. Adesso l'obiettivo è finire la stagione al meglio, sarebbe anche il Tour di Gran Bretagna, però vediamo perché siamo messi bene. Sarebbe bello vincere la cronometro, però c'è tanta gente forte, secondo nei giovani, pazzia. Chiudiamo settimi, settimi assoluti e giovani secondi, dai, poteva andare molto peggio. Adesso il programma vede, vabbè, il Tour of Britain, però tanto vicino, cioè, sarà durissima. E dopo, vabbè, insomma chiudiamo alla fine con Giro del Piemonte, Milano Torino, le tre Valli Varesine, che sono diciamo tre gare importanti. Ragazzi, ho chiuso la seconda stagione perché veramente alle ultime gare avevo la forma al minimo, avevo già dato tutto troppo, devo un po' rivedere infatti il programma, non aveva proprio senso registrarli, sono arrivato in tutte le gare malissimo. E niente, è finita una grande stagione però, eh. È finita una grande stagione, sono arrivato ottavo nella classifica continentale che ha vinto Edward Tunes, e Quintana ha vinto il World Tour, Chris Froome ha vinto Vuelta e Tour ragazzi, e Quintana al Giro d'Italia, il maggior numero di vittorie Fernando Gaviria, Christophe ha vinto Milano-Sanremo, Ronde Van Vlandberg, Parigi-Roubaix, la Liegi-Bastogne-Liegi Rodriguez, Lombardia Quintana, campione del mondo Colbrelli e campione del mondo a cronometro Tony Martin, ragazzi. Per noi comunque è un buon risultato, ottavi nella classifica continentale, non male per essere il secondo anno, e grandi possibilità per la prossima stagione che punto a fare chiaramente ancora meglio. Come record ragazzi, quando che ho letto, quando intendevo vincere la tripla corona, intendevo nello stesso anno che nessuno ce l'ha mai fatta, cioè riuscire a vincere in un anno Tour è cosa praticamente impossibile. Comunque Chris Froome entra nel record per aver vinto il Tour de France e Vuelta nello stesso anno. Star dell'anno probabilmente sarà, vediamo, devo scegliere. Beh, sinceramente sì, merita Chris Froome al primo posto. Al secondo mettiamo Sonny per il campionato, per il campione del mondo. Quintana terzo. Christoph, sì, forse meritava anche di più Christoph. Beh, sempre Contador che se lo merita. Neanche non c'è Nibali. Vincenzone proprio. Ha fatto una stagione disastrosa. Va buono, raga, ci rivediamo per la terza stagione. Ripeto, non ho registrato le ultime gare singole, le classiche da Milano Torino, quelle là, le classiche di ottobre,
perché ero veramente con la forma al minimo, perché ho dato tutto troppo per il Tour d'Austria, e così via. E niente ragazzi, ho assoluto il Comedone veneziano, il terzo anno penso che saranno della consacrazione, nel senso dove posso aspirare dopo ad andare a fare i grandi giri. Dobbiamo fare una stagione mondiale. Raga, ho saluto da Comendone, ve ne siamo. Ciao!